La ricchezza è nelle mani di pochi oggi, mentre la povertà è per tanti. È la considerazione su cui si è soffermato Papa Francesco stamattina all'udienza generale dedicata al settimo comandamento, non rubare. Il Papa lo ha spiegato nel suo senso più ampio e positivo, ovvero fare del bene il più possibile, perché i nostri beni diventino un dono per tutti. La riflessione del Santo Padre è stata molto articolata. La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della provvidenza e il possesso è di per sé una responsabilità. Ciò che si possiede veramente, aggiunto, è ciò che si sa donare. Se non riesco a donare qualcosa è perché quella cosa mi possiede, sono schiavo, ha potere su di me e ne sono schiavo. Il possesso dei beni è un'occasione per moltiplicarli con creatività e usarli con generosità e così crescere nella carità e nella libertà. Mentre l'umanità si affanna per avere di più, ha spiegato il Santo Padre, Dio la redime facendosi povero. Il crocifisso ha pagato per tutti un riscatto inestimabile da parte di Dio Padre, ricco di misericordia. Quello che ci fa ricchi non sono i beni, ha aggiunto il Papa, ma l'amore. Ancora una volta, dunque, Gesù Cristo svela il senso pieno delle Scritture. Non rubare vuol dire ama con i tuoi beni, approfitta dei tuoi mezzi per amare come puoi. Tante volte abbiamo sentito quello che il popolo di Dio dice: il diavolo entra dalle tasche. Primo viene il denaro, l'amore al denaro, l'affanno di possedere. Poi la vanità. Io sono ricco e mi vanto di quello. E alla fine l'orgoglio e la superbia. Questo è il modo di agire del diavolo in noi, ma la porta d'entrata sono le tasche.